problema che è quello delle erbacce. Noi qui abbiamo fatto asfaltare per avere l'ambiente un tantino più ordinato, quindi è stato fatto questo lavoro a spese nostre, anche se qui le case sono comunali, non tutti hanno, la maggior parte delle persone paga l'affitto al comune, quindi le case non sono state riscattate, perlomeno da tutti. Pochissime persone l'hanno riscattata, ma la maggior parte sono comunali. Credo che sia dovere del comune venire qui a dare una pulizia, a fare le disinfestazioni, a tutelarci, perché è incredibile che noi a settembre, ottobre, gennaio, febbraio ci ritroviamo ancora le zanzare in casa. Il periodo delle zanzare dovrebbe finire ad agosto. Noi abbiamo le zanzare tutto l'anno, proprio perché qui l'erba è altissima, è un punto paludoso, perché anche qui dietro la scuola era un punto paludoso e quindi è un covo di sporcizie, un covo di topi, un covo di gatti che portano malattie anche quelli, i piccioni, abbiamo di tutto e di più. Abbiamo fatto diverse segnalazioni al comune e non ci sono mai state accolte, diverse segnalazioni sia sulla pulizia, sia sulle disinfestazioni, sia sulle finestre e ovviamente la ristrutturazione dei palazzi. Pericolosissimo, perché potrebbe cadere un pezzo di palazzo in testa a qualcuno, poi chi paga? Questa è la scuola, dietro via Melogu, la scuola che viene utilizzata solo ed esclusivamente per delle lezioni di ballo, non vengono fatte nessun tipo di altre attività. Lo sottolineo perché una struttura del genere potrebbe essere utilizzata in mille modi e soprattutto magari da te ai giovani che c'è molto bisogno di dare ai giovani possibilità per poter crescere anche a livello economico e soprattutto a livello professionale. Ma chiudendo questa piccola parentesi, vi faccio notare che ovviamente anche qui c'è il degrado, guardate qui le radici dell'albero hanno sollevato l'asfalto e qualcuno gli è venuta la bella idea di abbatterlo, ovviamente distruggere un albero perché nessuno è venuto a fare la manutenzione di quest'albero. Non basta piantare le palme e poi nessuno viene a controllare come funziona. Io so che comunque sia il comune ha un servizio di giardinaggio, perché visto che lo manda in tutte le zone non lo manda anche qui? Dubito che chi sta comunque sia al potere, quando si affacciano da casa loro, vedono questo spettacolo, non è una bella cosa da vedere, anche perché qui ci sono bambini piccoli che vogliono giocare e non mi sembra il caso di farli giocare in mezzo alla sporcizia e il degrado. Poi da far notare che è vero che non viene utilizzata tanto la scuola, ma sicuramente è covo di gatti, quindi loro la utilizzano perfettamente.